Allora, siamo innanzitutto nell'anticamera del castello, sono presenti queste 3 maschere in pietra lavica, produzione diciamo che va dal XVI al XVIII secolo. Si tratta di maschere appunto apotropaiche che hanno l'obiettivo di scacciare gli spiriti. Il termine stesso apotropaico deriva infatti dal greco apotropein, che vuol dire allontanare da e quindi scacciare. La caratteristica peculiare di queste maschere è ovviamente la bocca spalancata con i denti digrignati e soprattutto gli occhi particolarmente aperti. Questo perché per l'appunto devono spaventare gli spiriti maligni. Si ricollegano in qualche modo alla figura della Gorgone, di cui tra l'altro sono presenti anche degli acroteri, oltre che delle antefisse, e quindi testimoniano in qualche modo una superstizione che apparteneva sia alle epoche più antiche, quindi all'età arcaica, quindi siamo intorno all'VIII secolo, sia poi anche nelle epoche diciamo un po' più recenti, per l'appunto che vanno dal XVI al XVIII secolo, segno che la superstizione si mescola in qualche modo alla religione e che costituisce in qualche modo il filo rouge della cultura